differenza anzi, o come il consigliere Novelli, non riusciamo ad avere informazioni dalle direzioni centrali, dobbiamo basarci anche su quello che dicono i giornali. Quindi abbiamo saputo in merito al dragaggio del fiume Corno, ovviamente stiamo parlando di Porto Nogaro, che finalmente sono finiti i lavori. Dico finalmente perché quello che per me rimane quantomeno un ritardo di almeno 10 mesi rispetto a quanto previsto appunto dalle previsioni iniziali. Il 25 febbraio 2017 l'assessore ci ha annunciato la fine dei lavori e la restituzione della piena operatività di Porto Nogaro e di Porto Marghera. Allora, io ovviamente avevo letto una settimana prima, appunto, dal Messaggero Veneto che invece c'erano in corso delle opere complementari che prevedono l'ampliamento dello scavo con approfondimento dei fondali esistenti nell'area di manovra, estendendo l'intervento anche all'area prospiciente il tratto più a nord della banchina. Allora, questo era già scritto sul Messaggero Veneto, evidentemente c'era qualcuno più informato di noi. L'ultima ordinanza della Capitaneria di Porto, perché è l'unico sito da cui si possono avere informazioni su queste cose, ci dice che dal 27 marzo al 20 aprile l'Istituto di l'OGS di Trieste eseguirà delle indagini per la caratterizzazione chimica fisica, microbiologica e ecotossicologica dei sedimenti all'interno del bacino di evoluzione del porto di Nogaro. Allora noi ovviamente chiediamo all'assessore di capire cosa stia chiaramente succedendo in quell'area, quali tipo di lavori si stanno facendo, se sono solo indagini o se sono previste altre opere, come si diceva prima, per prevedere l'ampliamento dello scavo. Grazie. Risponde l'assessore Santoro. Sì, grazie consigliere Sergo. Colgo l'occasione di questa sua interrogazione per fare una breve premessa che riassume il contesto in cui è stato realizzato l'escavo di Porto Nogaro. L'intervento, come lei sa, ha una lunga storia, in quanto il progetto originario risale a gennaio 2008. Quando l'ambito lagunare faceva capo alla gestione del commissario straordinario per l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Marano e Grado. L'allora commissario aveva redatto il progetto e appaltato il lavoro. All'epoca l'opera prevedeva un dragaggio di 168.000 metri cubi del solo fiume Corno, nel tratto compreso tra Porto Marghera e la foce del fiume in laguna, per uno sviluppo di circa 6 chilometri. Alla profondità di 7,50 metri, estesa per una larghezza di 25 metri, per un importo netto di lavori di 4.676.000. Sull'opera, durante la gestione commissariale, sono intervenute 2 perizie di variante che hanno successivamente portato l'importo netto dei lavori a 10.398.000. Fin dall'inizio il lavoro ha avuto un avvio molto difficoltoso e dopo una serie di sospensioni lavori e parziali riprese è stato definitivamente sospeso nel maggio 2011 a causa dell'impossibilità di trovare un recapito finale dei sedimenti scavati. Al momento della sospensione risultavano dragati circa 54.000 metri cubi. A seguito della conclusione della gestione commissariale avvenuta nel 2012 e successivamente al passaggio delle competenze relative alla gestione delle attività manutentive dei canali lagunari alla Regione, la Direzione Infrastrutture e Territorio ha preso in carico nell'anno 2013 l'intervento progettato e appaltato in sospensione da oltre 4 anni dall'allora commissario, a causa dell'impossibilità, come dicevamo, di gestire i sedimenti. Abbiamo individuato una nuova soluzione progettuale, redatta la conseguente perizia di variante, sulla quale si sono espressi tutti i soggetti istituzionali coinvolti, rilasciando le rispettive autorizzazioni. Il 1 aprile 2015 sono ripartiti i lavori. La nuova soluzione adottata, proprio per il conferimento del materiale di dragaggio nel totale rispetto della normativa ambientale vigente, ha comportato che la maggior parte del materiale oggetto è stato utilmente impiegato
per ripristinare gli argini del fiume Corno, ottenendo il prezioso risultato di consolidare circa 5 km di argini in stato di degrado. La restante parte del sedimento è stata invece utilizzata per creare una barena e solo in minima parte depositata in mare aperto. Al netto dei 54.000 metri cubi dragati dal commissario, i lavori sono stati completati il 31 gennaio 2017 con circa ulteriori 290.000 metri cubi dragati e il porto mantenuto in operatività nonostante la complessità di operare con un dragaggio di questo tipo con il tema delle navi e quindi da qui anche la questione dei tempi. A seguito della fine dei lavori sono state effettuate le battimetrie, quindi dopo il 31 gennaio, volte ad accertare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo del progetto e si è avviato il procedimento necessario sia ai fini della redazione della carta nautica, ad oggi mai realizzata, sia per fornire all'autorità marittima gli elementi utili per ridefinire l'ordinanza che rappresenta le regole di ingresso al porto e che oggi limita l'accesso allo scalo di Porto Marghera a navi con pescaggio massimo a 6 metri. Il processo di certificazione, realizzato come da protocollo dell'autorità marittima da una società in possesso della necessaria certificazione di legge, si è concluso il 10 marzo 2017. Le battimetrie certificate sono state trasmesse all'Istituto Idrografico della Marina di Genova per il tramite della Capitaneria di Porto di Monfalcone. Si segnala che l'attenzione massima nei confronti dell'Istituto ha fatto sì che proprio l'Istituto Idrografico della Marina di Genova fosse presente il 21 febbraio 2017 per un sopralluogo diretto, per cui si coglie l'occasione di ringraziare ancora i massimi vertici dell'Istituto stesso che hanno voluto essere presenti a Porto Nogaro, testimoniando l'eccellente intervento realizzato dall'amministrazione regionale e suggerendo, così come già avevano anticipato nelle precedenti interlocuzioni informali, la realizzazione di ulteriori interventi complementari, quindi l'opportunità di questi tali interventi, finalizzati a garantire le migliori condizioni per realizzare la manovra nel bacino di evoluzione, stante le dimensioni sempre più importanti delle navi che potranno arrivare. Per le stesse ragioni, per garantire la migliore operatività del porto, si è inoltre deciso di dragare anche il tratto più a nord della banchina di Porto Marghera, che non era stata investita da dragaggio, quello compreso tra le bitte da 1 a 7, per un'estensione di circa 110 metri. Il tratto delle prime bitte sarà per la prima volta, a seguito di questo intervento, fruibile. Gli obiettivi di questo intervento opportuno e complementare sono aumentare l'ampiezza del bacino di evoluzione delle navi, rendere fruibile il tratto più a nord della banchina di Porto Marghera, approfondire a -8 i fondali della zona di stazionamento delle imbarcazioni, allargare la zona di ingresso al bacino di evoluzione per facilitare le manovre entrata e uscita delle imbarcazioni, aumentare la larghezza del canale navigabile per consentire l'ingresso in navi di maggiori dimensioni con migliori condizioni di sicurezza. Nella zona di Porto Marghera è previsto lo scavo di circa 45.000 metri cubi, complessivamente è previsto il dragaggio di circa 100.000 metri cubi, complessivo oltre che della predetta zona, anche dell'allargamento del canale di accesso all'area portuale a partire dall'inizio del canale navigabile, ovvero delle dighe foranee di Porto Buso. Per questa ragione si è resa necessaria una nuova campagna di indagini esclusa dal progetto originario. Andiamo in altre aree. Quest'area non è mai stata indagata. Da qui l'incarico dell'Istituto Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste. Quindi, ricostruita la vicenda, non si è registrata alcuna circostanza improvvisa all'OGS, ma semplicemente una opportuna valutazione legata all'opportunità di garantire ulteriori e migliori condizioni sull'operatività di Porto Nogaro, che a seguito della certificazione in corso, in capo all'Istituto Idrografico della Marina, porterà una nuova ordinanza che potrà essere ulteriormente migliorata dai lavori complementari che solo la conclusione del progetto principale prima e la valutazione congiunta della struttura competente e poi all'autorità marittima e all'Istituto Geografico della Marina hanno suggerito la conferma della chiara volontà politica di garantire le migliori condizioni di operatività di Porto Nogaro.
Porto Nogaro non è operativo sui comunicati stampa, ma a seguito della realizzazione dei lavori cui l'assessorato ha dato un doveroso conto e di un procedimento che darà seguito, e cioè l'emissione della nuova ordinanza per ampliare l'operatività del porto. La parola al consigliere Sergo per la replica. Sì, io ringrazio l'assessore, ovviamente come anche l'assessore ha specificato non c'è nessuna circostanza imprevista nel far sì che si possano realizzare questi lavori complementari, quindi ci sarà, ci auguriamo tutti quanti, una nuova gara d'appalto. Perché se questi non sono lavori, se sono lavori complementari, ma se non sono, diciamo così, susseguenti a una imprevista circostanza, come l'abbiamo capito prima, non capiamo come si possa, diciamo così, fare appello all'articolo 57, comma 5, lettera A del decreto legislativo 163/2006 che permette la realizzazione dei lavori alle stesse ditte che sono già in cantiere. Anche perché, Assessore, lei ovviamente può ritenere quello che vuole, però di fronte a un lavoro che doveva dare piena operatività al porto, lei mi viene a dire che non vi siete accorti che le navi non riescono a fare le manovre in modo corretto. Evidentemente o c'era qualcosa che non andava nel progetto iniziale o ci siamo dimenticati un pezzo, ma va bene, mi parla adesso di ulteriori 100.000 metri cubi e me le chiama opere complementari. Io veramente, come detto, mi auguro di vedere al più presto un avviso di nuova gara d'appalto, perché credo che le cose sono due. Uno, non ci sono le condizioni, perché come si è detto non c'è stata nessuna circostanza imprevista. L'unica cosa imprevista qui era appunto il fatto che nel progetto iniziale non si potesse prevedere l'operatività delle navi in un porto, cosa che mi sembra anche abbastanza così surreale da prevedere. Secondo, come detto, se aspettiamo questa nuova gara e poi vedremo chi eventualmente se la potrà aggiudicare. Io ovviamente la ringrazio perché giustamente tutte le notizie che ci ha dato lei non potevano essere reperite in altri modi, però anche qui le dico, non è solo questione di giornali o non giornali. Lei lo sa che noi abbiamo chiesto da 4 mesi i dati su questo lavoro d'appalto e stiamo ancora aspettando. Allora, se dobbiamo aspettare, aspettiamo, però come abbiamo aspettato la relazione annuale sull'osservatorio dei lavori pubblici, che ho visto che è stata pubblicata nelle pagine del sito regionale, le segnalo, Assessore, non so se ve ne siete accorti, ma avete pubblicato la relazione del 2015, manca ancora quella del 2014.